Tanta paura per un 19enne di Breganze, salvo per miracolo dopo un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale via Gasparona, a poca distanza da casa, diretto verso Colceresa. Il giovane era al volante di una Fiat 500 quando ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato finendo in un fossato, tranciando un tubo del metano e innescando una fiammata. L'utilitaria è quindi carambolata dalla parte opposta della strada, mentre il conducente è rimasto incastrato all'interno con il motore che ha preso fuoco. A questo punto provvidenziale è stato l'intervento di due fratelli che hanno assistito alla scena, hanno fermato un autobus e con l'estintore del mezzo hanno spento il rogo salvando la vita al 19enne. Si è poi saputo che i due risiedono in Spagna e hanno raccontato che hanno agito senza indugio perché dove vivono chiunque guidi una macchina è obbligato a saper usare l'estintore di cui deve essere dotato ogni mezzo. Sul posto i vigili del fuoco di Bassano che hanno estratto il giovane dal veicolo affidandolo ai sanitari del SUEM 118 che l'hanno portato al San Bassiano. Per lui solo tante botte.